Escursione tipicamente boschiva, quella che guarda lungo la Val Canali verso il Primiero, lungo la Val Cismon. Quella di oggi è un'escursione che guarda verso l'autunno, che ormai è iniziato e già presenta i primi colori lungo queste meravigliose vallate, ed è proprio dalla Val Canali, dal piccolo centro di Piereni all'altezza del Chalet Piereni, che inizia questa mia giornata autunnale, seguendo un sentiero che dalle tabelle indicative porta in direzione del lontano rifugio Velo della Madonna, a poco più di 4 ore di cammino da questo punto. Una delle particolarità di questa escursione è data dal fatto che all'interno di questi boschi, all'interno di questi ampi prati, si costeggiano baite private, masi, fienili che durante l'estate sono dediti agli alpeggi. Sentiero 731, il 731 in direzione di Fosne. Ed è un sentiero che in questa prima parte prosegue sempre lungo questa strada asfaltata all'interno di questi boschi. È arrivato a 1370 metri di quota in località Fosne. Sulla destra inizia nell'immediato un sentiero boschivo, il 731, che prosegue così cambiando completamente aspettative di cammino in direzione del rifugio Velo della Madonna. Una nota importante da segnalare è che la piccola località di Fosne è una località privata, si compone di piccole baite, piccoli masi, che però non sono accessibili al pubblico, agli escursionisti. La si può comunque ammirare all'interno di questo suo paradiso seguendo il sentiero 731 che risale lateralmente a questa piccola vallata nel cuore della Val Canali. Sembra che improvvisamente faccia nuovamente buio, sebbene
Ebbene, sono ora le 10 di mattina, ma all'interno di questo bosco così fitto e al riparo dal sole sembra proprio di essere in un momento particolare dell'imbrunire. E dai boschi del versante più a monte del Ronz si cammina poi per un tratto all'interno di un'ampia forestale. Arrivo qui a questo bivio dove questa indicazione dà come sentiero 724-724 per San Martino di Castrozza. Io tengo invece la sinistra in direzione di Siror e i prati di Ronz. E arrivo così, a poco più di 1300 metri di quota, ai prati di Ronz, dopo poco più di 2 ore e 30 di cammino direttamente dal punto di partenza del chalet Piereni. E dopo qualche centinaio di metri dai prati di Ronz, il sentiero 724 tiene sulla sinistra in direzione di Dagnoli, perché il sentiero principale, il 745 che sto facendo adesso, scende giù direttamente nel giro di un'oretta e mezza al centro abitato di Siror, ma noi, seguendo il 724, dobbiamo risalire direttamente in direzione della Val Canali.
Lascio il sentiero boschivo, il puro sentiero di montagna, per iniziare questa seconda parte del tratto finale che mi riporta nuovamente in Val Canali, che sarà interamente composto da questa stradina in asfalto fino al chalet, al punto di partenza di questa mattina, ma comunque sia sempre all'interno di ampi spazi a cielo aperto e di questi meravigliosi boschi. E in poco più di un'ora dai prati di Rons raggiungo la località di Dagnoli. Proseguo sempre in direzione della Val Canali, verso i prati di Polina. E lascio quindi la stradina asfaltata principale. Sulla sinistra il sentiero 734, il 734 che dà come indicazioni Col dei Cistri. E si parte direttamente dallo chalet Piereni, direttamente dalla località di Piereni, nel cuore della Val Canali. Una linea di sentiero che sale in direzione di Forcella, Pian dei Cistri, con un dislivello complessivo di poco più di 400 metri in questa prima parte, dallo chalet stesso, per poi scendere sempre attraverso questi boschi in direzione dei prati di Rons. La giornata di oggi è stata qualcosa di meraviglioso, spettacolare. Veramente un autunno da manica corta, come si vede. Poi dai prati di Rons, che è il giro di boa, che è metà dell'intero itinerario, si torna in direzione nuovamente della Val Canali e quindi seguendo le indicazioni per il Cante del Gal, della Val Canali stessa e del centro abitato della piccola località di Piereni. Tempi complessivi, diciamo che comprese le soste, e io ne faccio parecchie, ho calcolato l'intero anello sulle 5 ore e 30, quindi facilmente gestibile con molta tranquillità nell'arco di una giornata. Escursione tipicamente estiva, per ammirare così i vari alpeggi presenti all'interno di questo anello, dove queste maglie, queste baite, questi fienili creano dei presepi meravigliosi, oppure anche in autunno, come questo periodo, come lo sto facendo io oggi, che ovviamente regala punti panoramici, ma che a sua volta regala ovviamente questi bellissimi colori. Tanto bosco, dei bei spunti a cielo aperto che meritano sicuramente l'intero itinerario lungo la Val Cismon e la Val Canali. Meraviglioso. Alla prossima!